Buongiorno lettori di QDP News. Come avevo promesso, oggi faremo un cenno alla revisione prevista dal codice della strada. Allora cercheremo di capire che cos'è la revisione, chi deve essere sottoposto a revisione e chi la richiede. Allora la revisione tra l'altro che cos'è o di cosa si compone? Si compone di due elementi. Uno che riguarda la persona psicofisica, quindi una visita medica a tutti gli effetti, e l'altra riguarda la persona ma con qualcosa di acquisito, cioè le conoscenze tecniche per condurre un veicolo. Quindi in poche parole noi ricorderemo gli esami, i quiz, la teoria e la pratica di guida, cioè se il soggetto è ancora idoneo ha ancora queste conoscenze. Quindi noi abbiamo una visita medica oppure l'esame di idoneità tecnica quando vi sono dubbi sulla persistenza o dei requisiti psicofisici o sull'idoneità tecnica. Chi è che richiede la revisione? La revisione, astrattamente, la maggior parte dei casi di revisione dovrebbe essere chiesta dagli uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Niente più che la motorizzazione, però ogni tanto si cambiano i termini per rinnovare, per dare un po' di novità. Ma a parte questo, dicevo astrattamente sì, però forse numericamente i casi sono quelli del prefetto. Infatti, oltre a l'organo che ho appena citato, è il prefetto. E il prefetto in che caso? Nei casi di violazione dell'articolo 186 e 187, guida in stato d'ebbrezza, guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Oltre a questi casi, mi interessava spendere qualche parola anche per indicare chi sono i soggetti e quindi anche in che casi può scattare la revisione. Allora, un primo caso, i reparti dell'ospedale, quelli di terapia intensiva o neurochirurgia, devono comunicare agli uffici del Dipartimento dei Trasporti che cosa? I nominativi dei soggetti che siano stati in coma oltre 48 ore. In questo caso seguirà la visita medico-legale. Ma poiché la visita medico-legale chi è che la fa? La commissione medica locale. La commissione medica locale si occupa di tante altre cose, invalidità ad esempio. Allora, chi assume delle sostanze psicotrope, prescritte anche dal medico, e dovesse fare una visita anche per una pensione o per delle agevolazioni di qualche tipo, non è che perché ha dei problemi poi viene segnalata così per caso, perché la norma è chiara nel dire che la commissione medica in sede diversa da quella delle patenti, infatti ho fatto l'esempio dell'invalidità, a certe patologie incompatibili con la guida deve segnalare questo evento al predetto ufficio, il che comporterà una visita ad hoc. Quindi molte volte chi assume questi medicinali è in un certo senso esposto anche al rischio di una revisione di patente e di perdere eventualmente anche la patente. Poi perdere, magari vedersela sospesa fin tanto che non cesseranno l'effetto di farmaci o non dovrà più prenderli, oppure potrebbe vedersi per necessità propria essere completamente privato della patente qualora fosse irreversibile quel meccanismo per cui deve assumere quei farmaci. Ricordo ancora, e questo magari per esperienza anche è capitato, quando vi sono incidenti stradali con feriti gravi e il soggetto che ha, creato l'incidente è stato causa, viene sanzionato per una violazione dove è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente, viene sottoposto a revisione. In questo caso però è una revisione tecnica, perché se viene sanzionato perché ha omesso di dare la precedenza, allora il soggetto sicuramente sarà in salute, ma forse non ricorda più bene le regole della strada, del codice della strada. Altri soggetti, qua è un ambito più ristretto, i tossicodipendenti che una volta che sono sanzionati amministrativamente scatta anche in questo caso un obbligo di revisione.
si può, si può fare a meno di sottoporsi a questa visita, a questo accertamento? Allora sì, però la conseguenza è che la patente viene sospesa fin tanto che non viene effettuata la visita. Quindi il consiglio che do è quello di farla il prima possibile. E con questo vi saluto alla prossima puntata.